Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Con oggi apriamo la settimana, dunque un buon inizio di settimana. Spero abbiate trascorso un weekend sereno, non dico un bel weekend o che abbiate fatto chissà che cose interessanti, perché i tempi sono quelli che sono, ma spero comunque che l'abbiate potuto trascorrere con i vostri cari o quantomeno in serenità. Bene, allora, prima di cominciare faccio il consueto appello, no scherzo, vabbè, prima di cominciare ricordo le solite cose con cui inizio la diretta, vale a dire, mi raccomando, dal momento che rispondo in ordine cronologico, in ordine di arrivo alle vostre domande, vi chiedo gentilmente se avete recentemente fatto una domanda e ottenuto una risposta, di lasciare spazio anche ad altre persone. Se Achille questa sera ha deciso di deliziarci con la sua compagnia. Dunque, cortesemente poi, se ovviamente siete fra i primi 5 e 6 a porre la domanda, chiaramente la percentuale di possibilità che io vi risponda aumenta fino al 100%, dunque cercate di ascoltare poi la risposta, così non farete di nuovo la stessa domanda la volta dopo, perché io avrò già risposto. Dunque, mi raccomando, poi premuratevi di vedere se vi ho dato una risposta. Alla fine della diretta, magari per correttezza, per privacy, potete cancellare la domanda, oppure potete scegliere di lasciarla, questo starà a voi. E ora veniamo a come porre la domanda. Vi chiedo gentilmente di mettermi il vostro nome, la vostra data di nascita. Se mi chiedete, ovviamente formulando una domanda chiara e precisa, dunque niente doppie opzioni, niente due domande, una, è formulata bene. Se mi chiedete di controllare magari come va il rapporto con un'amica, l'amore della vostra vita, il vostro ex, quello che è, mettetemi anche il nome di questa persona e la sua data di nascita. Il segno zodiacale non mi serve, lo so vedere da me qual è, dunque mi serve la data. Se non avete la data, non mi fate la domanda. Questa persona non riesco poi a intercettarla a livello energetico. Bene. Detto questo, se mancano i dati io passo oltre, dunque dal momento che lo dico ogni volta non sto a spiegarlo poi durante la diretta. Dunque, cioè nel senso, mano a mano che leggo Achille questa sera, va bene, vuole salutarvi anche lui? Benissimo, Achille, abbiamo fatto il nostro ingresso, adesso vai là, vai là Achille. Allora, bene, ovviamente vi ricordo, no, ha deciso che questa sera vuole leggere lui. Vuoi leggere tu le Sibille, Achille? Vuoi rispondere tu ai nostri amici? Allora Achille, per favore, adesso vai là, dai, vai là, vai là. Allora, forse si è rassegnato. Bene. Dunque, vi ricordo che siamo su Facebook, il Marietto Veneziano e la sottoscritta, siamo su 2 gruppi, i casti sacerdotali, aspettate che vi tolgo quel fastidioso riflesso che avevo nel vetro alle spalle della luce. I casti sacerdotali è un gruppo e poi troverete radiestesia radionica, tarologia ed ermetismo è un altro gruppo che gestiamo il Marietto e io. Se non conoscete il Marietto Veneziano vi invito ad iscrivervi al suo canale YouTube, dove troverete, così come sul mio canale YouTube, troverete molte condivisioni di esoterismo, di radiestesia radionica, oltre che le dirette che regolarmente sia il Marietto Veneziano che io teniamo sui nostri canali. Dunque, se non avete ancora fatto, appunto, iscrivetevi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Come si chiama il suo canale? Marietto Veneziano. Facile. Bene, detto questo, io direi di cominciare con i saluti. Ora vi dico solo
più un'ultima cosa, abbiamo anche il sito, il capitano.altervista.org, sul sito trovate moltissimo materiale di radionica gratuito, troverete delle dispense interessanti di radionica, di ermetismo, alcuni semplici rituali, trovate anche chirologia, insomma, è una cosa abbastanza carina. Secondo me vale la pena di fare un giretto e scaricare il tanto materiale gratuito che troverete nelle varie sezioni, e poi c'è la sezione shop dove trovate i servizi che il Marietto Veneziano e io facciamo a pagamento. Bene, detto questo, cominciamo i saluti. Buonasera Tatiana, buonasera Marietto, buonasera Chiara, buonasera Topolina, che si chiama Federica, buonasera Doriana, buonasera Pierluca, buonasera Santina, buonasera Antonio, buonasera Chiara, buonasera Angela, buonasera Iose, non so come si pronunci, poi buonasera Silvia, buonasera Stefania, buonasera Eva, buonasera Emily, buonasera Speedy, ecco qua. Allora, io direi di cominciare con le domande che già sono scritte, alcune, vediamo un pochino, la prima è Federica. 18 novembre 87, vuole sapere se Daniele, 15 aprile 78, ha capito che mi sta perdendo. Vediamo un po'. Di sondare allora cosa c'è nella mente di Daniele. 15 aprile 78. Allora, Sibille, diteci cosa ha capito Daniele, che cosa pensa. Daniele, 15 aprile 78, per Federica, 18 novembre 87. Andiamo un po'. Forse l'ha capito, sì. Allora. Uno, 2, 3 e 4. Allora, partiamo dalla linea del passato, dunque entriamo nella mente di Daniele e quello che lo accompagna a partire dal passato. Devo dire che qui c'è della gelosia. Ora, bisogna capire anche, bisognerebbe capire, qua ce lo puoi confermare tu eventualmente Federica, se sei tu gelosa di lui, magari di una sua collega di lavoro, forse una donna sposata, oppure se lui è geloso di te e non è sicuro di quello che sceglieresti. Però, visto che sei tu qui collegata e sei tu con questo dilemma per capire se ti sta perdendo, il dubbio mi resta, perché potresti essere tu che, vabbè, no, se avessi il carbone bagnato mi avresti chiesto: "Si è accorto che l'ho tradito?" Ma evidentemente è più probabile che, ci sia stato qualcosa nel vostro passato e che questo ti abbia fatto parecchio soffrire e magari anche, gradatamente allontanare. Vediamo che, nella sua mente comunque c'è, quando compare il nemico è sempre un avviso che qualcosa ovviamente non va, che c'è una serie di circostanze negative, degli ostacoli, ma anche la possibilità che la persona stia osservando bene le nostre mosse per capire come muoversi di conseguenza. È possibile che ti stia studiando, anche che tu non te ne accorgi, dunque magari si è già fatto qualche domanda, sta cercando di capire, vedi che poi cerca anche di trovare delle soluzioni, perché non lo so se siete in un rapporto, se questa è una ex, se è una collega di lavoro, oppure se sei tu, qua la situazione
con una semplice domanda non è, con quello che hai scritto non so io da quale contesto partiamo, ma potrebbe anche indicare che lui in questo momento stia cercando delle soluzioni partendo anche da quelli che possono essere stati gli errori del passato. Comunque ha delle preoccupazioni, ha dei pensieri. Sembra però dei pensieri di natura materiale. Allora, nel prossimo periodo mi sembra più preoccupato che un'eventuale verità possa ferire qualcuno. Dunque, da una parte, considera però che questa è una carta interessante, può parlare anche di una ex. Io adesso, sai, non ho modo, non so, a meno che tu non mi dia qualche piccolo accenno mentre faccio la lettura delle tue sibylle, io ti dico allora tutte quelle che possono essere le opzioni di interpretazione. Dunque, non sapendo il contesto, ti dico 2 o 3 cosine. Dunque, o qui c'è una ex e questa situazione potrebbe aprire una ex o un ex, attenzione, magari è lui che teme o che penserà che tu ti sia riavvicinato a qualcuno del passato. In ogni caso c'è una forma di rassegnazione in lui e comunque un distaccamento. Mi sembra comunque una persona che alla fine faccia girare tutto intorno a lui. Dunque, sai, il suo pensiero è anche un po' fatalista a un certo punto. Si preoccupa, ma fino a un certo punto. È più impensierito da come risolvere alcune cose, alcuni aspetti che forse sono più di natura economica che altro. Comunque sì, sicuramente pensa che tu ti voglia allontanare, che ti sta perdendo, però evidentemente è ancora nella condizione in cui pensa di poterti raggirare in qualche modo, raccontandoti qualche storia per tenerti. Non lo vedo veramente propenso a fare qualcosa per farti cambiare idea. Mm. Comunque interessante la tua domanda, posta in questi termini non me l'aveva mai posta nessuno prima, dunque complimenti. Allora, vediamo un po' di passare alla prossima domanda, la domanda di Doriana. Intanto ho visto, scorrendo la chat, che si sono aggiunte anche delle altre persone. Saluto Lori, saluto Luciano, buonasera. Allora, dunque Tatiana, ti abbiamo risposto di recente, visto che non mancheranno sicuramente future occasioni, passerei a una persona a cui non ho mai risposto, per esempio Santina. 7 gennaio 47, Carlo 21 agosto 46. Vedi comunicazioni tra noi? Allora, vediamo un po' se ci saranno comunicazioni fra Santina e Carlo. Ah, un vecchio amore, il vostro, eh? Un amore del passato. Ma diciamo che effettivamente è avvenuto nel passato una situazione strana. Attenzione, non si vedeva la prima linea. Vedi, come se per qualche incompatibilità, ma neanche incompatibilità, trascuratezza, come se la situazione non fosse stata sfruttata al meglio delle sue possibilità, o per opportunismo, perché se
è creata una circostanza che si riteneva più importante altro, per una serie di priorità c'è stato un allontanamento. Dunque, in passato già questa situazione, cioè, c'era stato qualcosa sicuramente, ma come dire, non sfruttato al meglio. Sembra una persona che comunque o si è allontanato, cioè è rimasto comunque un po' nei tuoi pensieri, come se anche nel passato in fondo non hai aspettato che tornasse. Ora, diciamo che la carta della gelosia non apre benissimo, è una carta che porta delle difficoltà, che è possibile che ci siano delle situazioni che impediscano in qualche modo un farsi avanti. Però non mi sento neanche di escluderlo. Forse, perché no, forse potrebbe, più che altro presentarsi l'opportunità di incontrarvi addirittura, di potervi parlare di persona. Io, vedo comunque un certo, come dire, una certa serietà, un po' di freddezza, un po' di rigidità, una persona comunque, ehm, vedi, ha sicuramente un'età, ma anche un atteggiamento che, lo viene descritto dalla carta del sacerdote. Dunque non escludo la possibilità che possiate, riprendere i contatti in qualche modo e, anche se c'è un po' un atteggiamento distaccato, non particolarmente, caloroso, in realtà, sembra proprio sviluppare, in modo abbastanza interessante, però qui c'è un qualcosa, questo sono degli ostacoli e delle situazioni di cui magari non si conosce bene l'entità, perché sembra che abbiano, un peso, un qualcosa di nascosto, non proprio chiaro. Potrebbe anche indicare che questi ostacoli siano legati alla sua situazione domestica, cioè quello che lui vive, quello che ha a casa da lui. C'è qualcosa, capito, che non però guarda, è sicuramente un uomo molto valido, ma allora o i suoi sentimenti sono bloccati perché ha delle situazioni, magari non dico difficili, ma qualche situazione che, lo tiene un po' fermo, oppure non lo so, magari sta aspettando un nipote, deve nascergli un nipote, qualcosa del genere, perché qui c'è o un nuovo inizio oppure una gravidanza, l'attesa di un bambino. Ovviamente non credo che si tratti di lui, è più probabile che stia attendendo l'arrivo di un nipote. Comunque, quello che posso dirti è che, non escludo la possibilità, però non vedo, cose scritte, telefonate, è più probabile che riusciate a incontrarvi di persona, anche se non so come. Allora andiamo avanti. Vediamo un po' per Chiara, 9975. Dalla regia il Marietto che scrive, ok, va bene, certo. Buon proseguimento Marietto, grazie. Allora saluta tutti il Marietto, vediamo un po', torniamo a noi. Chiara, 9 settembre 75, vediamo se arriva un amore per Chiara. Eccoci qua. Allora, qualche novità sembra proprio arrivare. Quando compare il messaggero, ambasciator non porta pena, sembra proprio che si possa muovere qualcosa.
possono arrivare delle situazioni nuove, possono arrivare anche eventuali nuovi incontri, qualcosa di comunque che ti confonderà, perché deliranti, oppure sarà qualche situazione molto chiacchierata. Adesso vediamo comunque la stesa e cosa ci dice. Allora, Chiara, sembra quasi, a vedere, ups, ecco, mettiamolo meglio. A vedere la stesa, sembra quasi che ci sia un po' una situazione nel passato dove forse hai, non lo so, hai sofferto non sapendo chi scegliere. Beata te, scherzo. Però vedi, qui sono delle situazioni interessanti di vita, movida, festeggiamenti oppure flirt. E questi sono, è una carta che amplifica, dunque o dice che erano più flirt, oppure più, come dire, spasimanti, ma può anche essere che invece tu abbia sofferto perché non ti sentivi l'unica. Dunque dipende da quale lato me la sta raccontando, se da una prospettiva o dall'altra, cioè se tu come persona corteggiata che non sapeva cosa scegliere o chi scegliere piuttosto che cosa, quale situazione, oppure se tu hai sofferto all'idea di una competizione con altre concorrenti, diciamo così. Dunque, in ogni caso, c'è qualcosa che ti ha spinto a chiederti, a prenderti del tempo per te, ad ascoltare te stessa, a vedere quale decisione prendere. Dunque, c'è comunque qualche situazione così sospesa che però ha fatto soffrire. Allora, vedo comunque anche questo uomo qua, questo mercante, diciamo una persona che è probabile che ti abbia fatto soffrire, comunque ti avrà detto delle cose ma non del tutto mantenute, qualcosa che comunque una persona, per carità, brillante, capace in gamba, ma magari non molto propenso alle relazioni. Allora, guarda, in questo momento mi sembra proprio che sia bloccata la situazione per te. Vedi che c'è nemico, disgrazia, prigione, stanza forse l'unica positiva, ma capisci che abbinata a questa c'è poco da fare. È un momento di fermo, anzi un momento dove comunque o ti stai fissando su qualcuno in modo pericoloso e questo ti blocca, oppure comunque ci sono ancora delle cose che manifestano una grande sofferenza in te. Ci deve essere ancora in corso qualche delusione, dunque secondo me devi lavorare ancora sul lasciare andare la rabbia perché ti sta bloccando in qualche modo. Allora, nel prossimo periodo potresti provare attrazione nei confronti di un uomo piuttosto affascinante, interessante, che ha un certo carisma, un certo fascino, solo che dovrai un attimino, come dire, pazientare, non è detto che sia una cosa che da subito parta come si deve. Vedi, un qualcosa così all'inizio di incerto, volubile, e forse è proprio questa persona che ti farà sentire così. Sì,
attratta, affascinata, ma sarà col tempo che forse avrai qualche risposta, anche perché sei una donna valida, che crede nella possibilità di amare ed essere ricambiata. Dunque, anche se in questo momento stai attraversando un periodo difficile e sicuramente dei pensieri non positivi, nel prossimo periodo c'è qualche nuova possibilità. In effetti vedi che poi la situazione evolve favorevolmente, dunque diventa qualcosa di più solido, di più stabile, un periodo di serenità e forse addirittura con la possibilità di fare un piccolo viaggio. mh. Allora non vedo già partire una relazione vera e propria, però comunque vedo un clima di serenità, magari anche la possibilità di ritrovarti con persone care, con amici molto vicini, molto intimi. È nell'esito che abbiamo questo nuovo inizio, guarda, e forse veramente mi vai a incontrare la persona che tu tanto desideravi. Non dico la persona perché ce n'era una in particolare, ma un tipo di persona che corrisponde ai tuoi desideri. mh? Dunque è qua che vedo un nuovo inizio, l'esito è veramente bello, ma devi avere e devi portare un po' di pazienza, non è una cosa immediata, non sarà subito e in ogni caso è un qualcosa che dovrai, come dire, avere un pochino di prima recuperare un po', c'è ancora qualcosa che ti brucia dentro, però l'esito è molto bello, veramente molto bello, cara. Dunque, ehm, Chiara, in bocca al lupo. Allora, andiamo avanti, vediamo un pochettino, Angela. Allora, vi ricordo dunque, la prossima volta a voi a cui ho già risposto, lasceremo spazio ad altre persone nuove. Andiamo a rispondere ad Angela. Buonasera, 10 febbraio 69, desideravo sapere per il lavoro e se vedi soldi in arrivo. Va bene. Vediamo un pochino. Grazie Silvia, ho letto adesso quello che hai scritto, che carina. Grazie. Allora, io prima sono passata, ho visto solo i nomi, ho salutato solo i nomi. Allora, vediamo un pochettino. Angela, 10 febbraio 69. Vediamo il lavoro, se ci sono entrate di soldi. Ma sembra invece che arrivi una notizia che cambia tutto. Allora, io non so neanche se stai già lavorando, se sei in cerca, se sei a rischio, cioè non so da quale circostanza partiamo, però sembra che in ogni caso, guarda, nella linea del passato vedo comparire due figure, un gran signore e un sacerdote. Allora, uno potrebbe anche indicare che sei tornata su un vecchio posto di lavoro, ehm, però non mi convince tanto, sembra più che abbia a che fare con due persone che in qualche modo sono entrati così, diciamo così, nell'ambito del lavoro per te. E, oppure che hai ricevuto, diciamo così, una proposta di lavoro
che però era lontano da casa, da parte di una persona, mh, e, diciamo che è un po' non è chiarissimo. Sembra che comunque nel passato, ehm, non che sia cambiato qualcosa, ma che, ci sono state delle opportunità, delle la possibilità anche di tornare in un luogo dove eri già stata. Guarda, andiamo avanti, andiamo al presente. Guarda, c'è un colloquio, un incontro che dovrai fare forse con una donna, diciamo che, potrebbe essere o una collega, ammesso che tu stia già lavorando. Se stai lavorando potrebbe trattarsi di, ehm, magari vieni chiamata da una tua responsabile, oppure sei convocata. Qua c'è l'incontro di persona con una persona di questo tipo, una donna, forse qualcuno che ha un ruolo, di gestione, una coordinatrice, non saprei dirti, non sapendo di cosa stiamo parlando, cioè ti leggo le possibili interpretazioni. Attenzione perché, mhmm, qui al presente c'è qualcosa che non va, o ci sono pettegolezzi, o c'è comunque una persona sul lavoro con cui hai delle difficoltà e o questa persona comunque se ne va, oppure magari sei tu che desideri andar via a causa di una persona che non ce la fai più a sopportare, che te ne ha fatte troppe. Dunque diciamo che, magari è una situazione, che tu desideri cambiare, Allora, nel prossimo periodo effettivamente si aprono degli scenari, dunque, è un periodo di buone opportunità, di incontri anche improvvisi, una situazione dove, possono sbocciare molte, cose interessanti. Dunque, ehm, guardati intorno, perché è possibile, non dico nell'immediato, ma nell'arco dei prossimi mesi, si creeranno delle circostanze interessanti. Dunque qualche nuova opportunità, qualche incontro che potrebbe portare dei nuovi inizi, ma anche, veramente delle opportunità o, delle persone che veicolano delle opportunità. Questo però è un segno di incertezza, nel senso che è vero che le possibilità sono, più di una, ma non necessariamente durature, dunque, ti lascerebbero comunque una forma di incertezza poi per il futuro. Ehm, ecco, io direi che comunque, la situazione, anche se sembra poter aprire nuovi spiragli, andrà a bloccarsi. Dunque non lo so, fino a che punto. Vediamo l'esito. Dunque, con questo esito ritengo che se tu stai già lavorando, la situazione lavorativa viene conservata, viene mantenuta ed è anche possibile che nell'ambito lavorativo, anche se, effettivamente hai delle difficoltà al presente, comunque hai il sostegno di qualcuno, che non ti lascerà sola, mh. L'unica cosa è che ovviamente dovrai fare un po' attenzione anche ad alcuni tuoi atteggiamenti o a una forma di rivalità, che in qualche modo stai sperimentando. Però vedi, in ogni caso, si aprono cioè un periodo di attesa, dunque attesa però positiva, perché stanno per arrivare un po' di cose interessanti. Ho detto, poi magari non svilupperanno come vorresti e andranno un po' a bloccarsi, però a dirti che arrivano soldi, con le carte che sono comparse, no, non vedo arrivare denaro, non vedo questa notizia. È possibile che
sembra eventualmente sbloccarsi qualcosa, ma poi si andrà ad arenare. Ecco, diciamo che proprio l'arrivo adesso già di denaro no, ma forse l'attesa positiva, perché questa comunque è un'attesa positiva, non è il tormento, dunque in futuro è possibile che avrai qualche notizia, la notizia che tanto aspettavi. Non lo vedo ancora nell'arco dei prossimi mesi. Benissimo, io per questa sera vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato, risponderò di nuovo mercoledì, saremo alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque tornate se non sono riuscita a rispondervi questa sera, tornate mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordo che rispondiamo in ordine di arrivo, dunque è importante essere tempestivi. Prima arrivate e più le possibilità di risposta si alzano ovviamente. Bene, detto questo, vi ricordo però che siamo anche disponibili per consulti privati a pagamento, che il prezzo di un consulto è 20 euro, la durata 45 minuti. Durante un consulto generalmente riusciamo a vedere più situazioni, poi dipende anche da come affrontiamo gli argomenti, ma di norma abbiamo un tempo sufficiente per esaurire così gli argomenti che vi stanno a cuore. Bene, detto questo ringrazio ancora tantissimo tutti e ci ritroviamo io singolarmente venerdì alle 21:30 su questo canale, altrimenti mercoledì sarò insieme al Marietto Veneziano sul suo canale YouTube. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. Buonanotte.